Ma oggi abbiamo fatto le votazioni per la riconferma delle cariche della quarta commissione e io sono stato votato all'unanimità dei presenti, 53 voti su 53, è stata una riconferma che mi ha riempito di orgoglio. Evidentemente il fatto che mi sia stato riconosciuto un buon impegno, un buon lavoro anche da parte dei consiglieri di opposizione credo sia motivo veramente di grande soddisfazione. Tra le altre cose è giusto sottolineare che comunque anche con Graziano Salin, rinominato e confermato all'unanimità quale vicepresidente, si è instaurato un rapporto ottimo e questo ci ha consentito di lavorare ma soprattutto di collaborare per il bene del settore che noi rappresentiamo in Commissione e in Consiglio. Ma sicuramente abbiamo contribuito a lavorare in maniera assolutamente concreta per migliorare i PSR, per finanziare le attività del settore primario. Abbiamo, a mio avviso, elaborato una buona legge sugli agriturismi, introducendo l'ititurismo e il pescaturismo come concetti che non erano contemplati dalla legislazione regionale, e poi abbiamo adottato dei provvedimenti, quelli sulle piante d'oliva, sugli olivi, che è stato sicuramente importante, e altri provvedimenti per quanto concerne le foreste, le politiche montane e il settore primario in generale. C'è ancora parecchia carne al fuoco, mi auguro che grazie a questa riconferma si possa proseguire per gli ultimi 2 anni e mezzo di legislatura con lo spirito che ha contraddistinto i primi 2 anni e mezzo.